Un benvenuto allo studio del venerdì. Il tema di questa sera potrebbe essere la saggezza che funziona. E infatti leggo questi due versetti del capitolo 1 di Proverbi, versetti 20 e 21. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Negli incroci affollate, essa chiama all'ingresso delle porte, in città, pronuncia i suoi discorsi, sembra quasi una persona che sta camminando in città. Cosa ascolteremo nella nuova sessione di studi del libro dei Proverbi? La saggezza grida per le vie, ha qualcosa da dire, la saggezza fa udire la sua voce nelle piazze, negli incroci affollati, ove la folla si accalca, essa chiama nei punti nevralgici della città, come lo è alle sue porte, pronuncia i suoi discorsi. La sapienza sembra che non sia in disparte. Essa si muove verso di noi, sembra voler avere un ruolo come protagonista anche nelle nostre vite. Essa esige essere annunciata, sembra, in ogni ambito della città. Sembra essere uno strumento valido per la nostra quotidianità, per le nostre lotte, per offrire direzione alla nostra vita, per avere discernimento. Sarà una sfida incontrare la saggezza e che essa sia riconosciuta in una realtà come la nostra, caratterizzata, possiamo dire, da tanta informazione. Noi siamo bombardati dall'informazione, ma la sfida e lo scopo anche di ritrovare un'informazione saggia, di ritrovare qualcosa che gratifica il nostro ascolto. Capirci subito questa sera. Dio avrà qualcosa da dirci attraverso la sua parola, senza però schiacciarci, senza annullare le sue leggi, piuttosto aiutarci e rialzarci, renderci liberi nel rimanere nei limiti che i principi offrono. È il libro per i giovani, ecco, dato che abbiamo diversi giovani in regia, è il libro per i giovani, proprio perché essi hanno tutta la vita davanti a loro e hanno tante scelte da fare. È il libro per i semplici, proprio per dare loro una struttura, un'ossatura, per non essere fagocitati, scusate, dal pensiero di massa e da una forma di dittatura della comunicazione, perché noi abbiamo anche questa forma di dittatura. È una parola anche per il saggio, perché non si finisce mai di imparare. Insomma, come si dice, ce n'è per tutti. Ma non è scritto forse in Ebrei 1.1 che Dio ha parlato in molti modi? La ricordiamo questa affermazione che troviamo nell'Epistola agli Ebrei? Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il libro dei Proverbi ci istruisce in uno dei modi in cui Dio parla e comunica nella vita reale, nella quale ognuno di noi è parte integrante e soprattutto contribuisce a farci vedere Cristo e lo sviluppo della storia della redenzione nella Bibbia. Infine dirci che tutti, nessuno escluso, siamo in un cammino e stiamo andando da qualche parte. A volte siamo bloccati nel cammino, altre saremo in trappola e senza una via d'uscita. In realtà anche in queste fasi siamo in movimento, perché la vita è un viaggio caratterizzato da luoghi e dalla condizione in cui siamo. Adesso cerchiamo di entrare dentro il Salmo numero 1 e per gli altri approfondimenti abbiamo avuto una sessione il 24 marzo introduttiva al libro dei Proverbi che trovate sul nostro canale di YouTube. Pertanto leggiamo insieme questa sera dalla parola del Signore che ci istruisce
in uno dei modi in cui Dio parla, leggendo il capitolo 1 di Proverbi. Proverbi, capitolo 1, Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu estrarrai a sorte la tua parte con noi, non ci sarà tra noi tutti che una borsa sola. Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro, trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete davanti ad ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro vita stessa. Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina. Essa toglie la vita a chi la commette. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte in città pronuncia i suoi discorsi. Fino a quando? Ingenui, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia correzione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole, poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non avete voluto sapere. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò, mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia correzione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti il pervertimento degli insensati li uccide e la prosperità degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Amen. Rileggendo i primi 3 versetti, Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza e l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva l'istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. 3 verbi attirano la nostra attenzione: conoscere, comprendere, ricevere. Abbiamo bisogno di qualcosa che vada oltre le regole. Quelle non bastano per essere felici. Piuttosto conoscere, comprendere, ricevere per riempire, questo è lo scopo, quegli spazi vuoti della presenza di Dio.
Un buon inizio è che il timore di Dio è il principio della sapienza. Pertanto cercheremo la saggezza nella conoscenza di Dio. Abbiamo già un prerequisito. E quella conoscenza avrà delle ricadute pratiche anche nella nostra vita. Proviamo a leggere la prima parola della Bibbia. Qual è? Nel principio Dio creò. Se andiamo al Vangelo di Giovanni, nel principio era la parola e la parola era con Dio, o la parola era Dio. Nel principio, in realtà, Dio fece qualcosa, creò, realizzò qualcosa che potesse essere fruito per il bene comune. Conosciamo quel caos che c'era all'inizio ed è una condizione in cui non si può vivere nel caos. E Dio mette ordine nel principio. Nello stesso modo il suo timore, conoscerlo nella relazione, è il principio della sapienza. Quindi la sapienza interviene nel nostro caos e mette ordine. Nel timore di Dio troviamo sia la porta per entrare e sia il percorso da intraprendere. Cosa offre la saggezza all'uomo? Domanda. Questa sarà la prima domanda che porremo nella seconda parte del nostro incontro per chi sarà in via Croazia 14 a Udine. Pertanto questa serata è una serata per tutti sui nostri canali social, ma c'è un tempo ancora fecondo e favorevole in una seconda parte nell'essere qui a Udine in via Croazia. Quindi cosa offre la saggezza all'uomo? Questa sarà la prima domanda che porremo nella seconda parte del nostro incontro. Abbiamo un titolo che vogliamo dare a questo percorso. Il titolo è Conoscere i proverbi. Infatti sono i proverbi di Salomone, figlio di Davide. In un proverbio possiamo trovare un principio sintetizzato in poche parole. Un proverbio biblico è rappresentare, quindi è rappresentare qualcosa che ha a che fare con la vita reale. Il proverbio biblico ci spinge a fare un altro tipo di analisi. Quello laico dice vivi e quindi impara. Quello biblico ci indirizza a imparare per poi vivere. Quindi vedete che è tutta un'altra storia. Se io posso imparare prima per applicare e per vivere dopo, credo che farò meno errori o avrò più capacità per gestire la vita reale. Avremo degli obiettivi? Sicuramente sì, conoscere, comprendere, ricevere. Versetto 2, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati. Tutti possono fare un passo in avanti nella conoscenza che non è mera informazione, ma trasformazione di ciò che impariamo. Versetto 3, perché riceva istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità e la rettitudine. Che significa ricevere istruzione? Significa aprire il cuore al fine di essere ammaestrati. A proposito, sapete anche che nel Nuovo Testamento c'è una specie, possiamo dire così, un tipo di libro dei Proverbi? Quale potrebbe essere nel Nuovo Testamento un libro simile al libro dei Proverbi? È sicuramente la lettera di Giacomo. Lo leggiamo insieme, Giacomo 1,21. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Forse chiederci stasera di predisporci con umiltà ad un ascolto. Ricevere significa aprirsi ad una novità, avere fiducia. Quando qualcuno bussa alla nostra porta, non tutti sono ricevuti nello stesso modo. Ci sono le persone che più care hanno un calore, un'accoglienza, ma se bussa qualcuno alla porta e ci consegna una lettera è diverso l'impatto. Non tutti sono ricevuti in casa nella stessa modalità.
in un certo senso lo stesso esige la parola. È scritto di riceverla con dolcezza, con mansuetudine. Ecco che significa ricevere istruzione sul buonsenso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Il buonsenso, ho provato questa definizione sul dizionario, è quella capacità naturale dell'individuo di valutare e distinguere il logico dall'illogico, l'opportuno dall'inopportuno, di comportarsi in modo giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati pratici da conseguire. E il versetto 4 potremmo definirle con il seguente titolo: una parola per tutti. Versetto 4 infatti è scritto per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Vogliamo vedere 3 benefici a disposizione del giovane e del semplice. Il primo è l'accorgimento. È tradotto anche con un'altra parola che è prudenza. Accorgimento ai semplici. In ebraico c'era un'altra parola che può essere usata ed è quella dell'astuzia. Noi l'astuzia l'abbiamo sempre immaginata come una cosa quasi negativa. In realtà l'astuzia nel significato ebraico ha a che fare proprio con l'accorgimento e con la prudenza. Astuzia è il valutare, guardiamo bene, se possiamo stare in quel luogo o se possiamo fare a meno. Astuzia è scegliere chi devono essere i nostri amici. Astuzia è decidere la persona con la quale decidere di costruire un futuro. Più le questioni sono importanti e più l'accorgimento, la prudenza, l'astuzia giocano un ruolo determinante. I semplici sono coloro che sono influenzabili o fortemente condizionati da dei bisogni che devono essere soddisfatti. Conoscenza e riflessione al giovane. Cosa devono sapere? E direi cosa dobbiamo sapere tutti? Sapere che esiste un legame tra azione e conseguenza. Alcune cose si possono rimediare, altre no. O comunque ogni scelta porta conseguenze. Riflessione è il modo, questo è anche un aspetto significativo, la riflessione è il modo come ciò che sappiamo possa far parte di quella scelta che stiamo per intraprendere. Quindi ciò che so, che conosco, che ritengo buono, lo pongo a disposizione di una scelta. Quindi più cose conosco e più sono in grado di valutare, di fare quella scelta. E quindi la saggezza, che è il principio della sapienza, il timore del Signore, ci aiuta in questo. Il mio professore di tecnologia diceva: prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pena. La regola delle 10 P. Vale per le parole che escono dalla nostra bocca, vale per ciò che scriviamo nei messaggi di WhatsApp, vale per ogni decisione che intraprendiamo. Capiamo subito che la saggezza attinge da Dio stesso, che diventa una porta d'ingresso. Versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Comprendiamo subito che la saggezza disegna 2 realtà che caratterizzano la nostra umanità, tra chi si lascia istruire e chi la disprezza. A volte per fare un buon profumo basta una sola essenza, basterebbe solo una goccia a volte. Ecco una goccia che sintetizza, come se fosse un'essenza, tutto il libro dei Proverbi. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Cos'è il disprezzo? Mi sono chiesto, ma cos'è il disprezzo? Possiamo tentare una risposta? Che potrebbe essere il disprezzo? È un deprezzamento, cioè non è neanche una cosa, come si dice, sprezzante, volgare, non ti voglio capire, vali poco, è una sottovalutazione, no? Sì, io ho trovato questa definizione, è rifiutare una relazione fondamentalmente. Rifiutare una relazione. È un distacco relazionale ed è questo termine che fa chiarezza su tutto ciò che non dovrebbe essere così. Quindi, se rileggiamo il versetto 7, il timore del Signore è il principio della scienza, gli stolti disprezzano
la saggezza e l'istruzione, capiamo che stiamo su due punti opposti. C'è chi in qualche modo stringe e accoglie la relazione e chi la rifiuta. Che significato ha la parola disprezzo? Ecco qui, è un sentimento di svalutazione, come diceva Vittorio, nei confronti di persone o cose ritenute indegne o di troppo inferiore alla nostra idea di conoscenza. In relazione all'istruzione significa porsi al di sopra di essa, oppure troppo intelligente per quella persona, troppo buono, troppo indaffarato, in qualche modo scelgo di stare fuori da quella relazione, ancor peggio disprezzarla. Una domanda polivalente che vale dappertutto, contesto familiare, ecclesiale, i nostri amici, eccetera, eccetera. Che ci sto a fare con quel gruppo? Preferisco investire il mio tempo in altro. Vi leggo una citazione di Charles Lewis, che scrive in merito a questo principio, e lo traduco con tutti i limiti che la traduzione a volte ci impedisce di cogliere. E lui dice così: in Dio ti imbatti in qualcosa che è sotto ogni aspetto incommensurabile, superiore a te stesso. A meno che tu non conosca Dio in questa modalità, non conosci veramente te stesso, non avendo niente in confronto, quindi non conosci affatto Dio. Finché sei orgoglioso, non puoi conoscere Dio. Un uomo orgoglioso guarda sempre dall'alto in basso le cose e le persone, e naturalmente, finché guardi in basso, non puoi vedere qualcosa che è sopra di te. Proverbi, capitolo 15, versetto 33, il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria. Altro argomento è chiederci che cos'è la violenza. È qualcosa, e questo testo ci aiuta un po' a capire che cos'è la violenza. Versetti 18 e 19. È scritto così: ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro vita stessa. Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina. Essa toglie la vita. Ma pensa te, a chi la commette? Noi pensiamo sempre che la violenza sia qualcosa che va a colpire qualcun altro. In realtà la violenza è qualcosa che colpisce anche noi stessi. Come la definiresti? Conosciamo sicuramente qualche indicazione dai 10 comandamenti, scritto per esempio non uccidere. Ma quali violenze siamo in grado di perpetrare verso noi stessi e verso gli altri? Per coloro che ricordano della mia generazione, ve lo ricordate il cartone animato Willy il Coyote e Roadrunner? Come andava a finire ogni volta? Chi se lo ricorda? Allora c'era, ci rimetteva sempre quello che faceva violenza. O gli scoppiava la bomba in mano, o cadeva nel burrone, eccetera, eccetera. Quello che emerge è il bip bip. Prima arrivava, si sentiva il bip bip che arrivava e poi lo superava, e nel frattempo lui o gli scoppiava la bomba o cadeva nel precipizio. Però effettivamente, riflettendoci, ci ha aperto una finestra sul senso della violenza. La violenza non è solo quello che facciamo agli altri, ma quello che facciamo a noi stessi. Ogni forma di violenza ricade per assurdo sempre su di noi. E qualcosa di simile è anche scritto nel libro dei Proverbi. Essa toglie la vita a chi la commette. Pensate. Essa toglie la vita a chi la commette. Pensiamo sempre ai danni che si possono fare agli altri e noi stessi. Che ne facciamo di noi? La verità è che ogni forma di violenza impoverisce la vita di chi la subisce, come anche chi la pratica, e il libro dei Proverbi ha la caratteristica di arricchire la vita e farla funzionare per bene. La saggezza quindi non è astratta, non è solo un pensiero, non è solo la teoria, ma ha l'ambizione di costruire la realtà dentro e intorno a noi con l'aiuto di Dio. La saggezza lascia che sia Dio ad essere protagonista della nostra vita. Avete mai assistito ad un'evangelizzazione? Qualcuno di noi sì.
Ma esiste una evangelizzazione all'incontrario? Cioè che non annuncia Dio, ma che annuncia qualcos'altro, qualcun altro? Certamente sì. Eccola qui, l'evangelizzazione all'incontrario. Leggiamo dal versetto 8 fino al versetto 14. E qui c'è il contesto paterno dell'istruzione di un padre e di una madre. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Avvertimento contro le cattive compagnie è il titolo, sottotitolo che viene dato poi a questa sezione. E dice così: figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti, ecco l'evangelizzazione all'incontrario, vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu estrarrai a sorte la tua parte con noi. Non ci sarà tra noi tutti che una sola borsa. Abbiamo 3 elementi custoditi in questi versetti. L'offerta della sapienza, questo è il primo aspetto. Essa ci viene offerta. La saggezza porta l'immagine di un padre e di una madre. Essi portano istruzione e insegnamento. È scritto proprio così. Dio ci sta parlando attraverso di loro, nonostante anch'essi abbiano dei limiti. Non sono delle divinità i nostri genitori. I genitori sono delle persone che hanno camminato prima di noi e ci danno delle indicazioni e ci portano a vedere com'è la vita prima che gli altri la scoprano, prima che la generazione successiva la scopre. Quello che la saggezza ci lascia osservare è la forza della parola, del parlare. È quello sguardo del padre rivolto verso il figlio che offre anche direzione e rassicurazione. Ci si guarda negli occhi quando la parola viene espressa nell'istruzione e nell'insegnamento. In un certo senso i genitori funzionali presentano ai figli la realtà delle cose e il mondo in cui vivono o andranno a vivere. Ecco cosa potrai aspettarti, figlio mio. Il genitore non lo esclude dalla realtà, ma presenta anticipatamente la realtà a cui dovrà fare fronte il figlio. Lo stesso principio educativo possiamo portarlo nella Chiesa, dove troviamo persone più mature nella fede che ci possano istruire nel cammino cristiano. Versetto 9, e c'è questo riconoscimento dell'istruzione, cioè quello che porta come risultato, versetto 9, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. E se ci affiancamo Filippesi, capitolo 4, versetto 5, che possiamo leggere insieme, è un piccolo versetto, dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, nessuno escluso. E questo già ci fa riflettere, che tra questi ci sono pure quelle persone antipatiche, arroganti, che non vorremmo trattare. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Pensate, questa è la sfida, la mansuetudine. La mansuetudine è il contrario, quindi è l'opposto di avere sempre la risposta pungente, come quando si arma la pistola e avere il grilletto già pronto per sparare. La mansuetudine è tutt'altra cosa, non è l'arma sempre pronta. Piuttosto essere giusti anche con coloro che non sono d'accordo con noi. Immaginate di essere visitati da persone, immaginate che in questa chiesa venga un gruppo di persone e alla fine facciamo un bel dibattito, anche abbastanza acceso. Queste persone potranno anche dirci: non sono d'accordo con voi, ma siete delle brave persone. Questa è la mansuetudine. Cioè, discutiamo le idee, in un certo senso, non siamo d'accordo, può capitare, però ci rispettiamo. Questo è un modo per essere mansueti. Non sono d'accordo, ma sono persone che mi piacciono. Ci vorrei tornare. Magari facciamo qualcos'altro insieme. Ecco cosa produce la saggezza nelle nostre vite, come lo è quella collana e quel monile intorno al collo. Versetto 9.
È scritto anche, versetto 10, figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Abbiamo un'indicazione a modalità di avvertimento. E chi sono i peccatori? Possiamo dire, siamo tutti peccatori. Lo sono i figli peccatori, lo sono i genitori peccatori. Chi sono questi peccatori? Chi sono queste persone? Sono persone che vogliono primeggiare su di noi e quindi in qualche modo esercitano una violenza, e il ruolo della figura paterna e materna è quello di individuare ogni forma di violenza e cercare di risolvere, proteggere, anticipare, esortare. Versetto 10, lo rileggiamo ancora. Figlio mio, se i peccatori, non sta dicendo che ogni volta sarà così, ma se accade quella situazione, se i peccatori ti vogliono sviare, stai attento, non dar loro retta. Questo per dire che il mondo che viviamo non è tutto da buttare, no? Cioè bisogna avere anche discernimento. Se accade, allora tu fai così. Il violento è fondamentalmente qualcuno che sottrae qualcosa ad un altro. Lo sono i bulli a scuola quando si alleano contro un bambino, tormentandolo fino alla disperazione, togliendo dignità e valore. Adesso basta con i social mettere una foto o fare un video e si distrugge la personalità di una persona. Lo è anche un vicino di casa che per giustificarsi trova il modo di mettere in cattiva luce un'altra persona che abita dall'altra parte del condominio. È la famosa chiacchierata da pianerottolo. Anche questa è una forma di violenza. A volte possiamo dirci questo, che per nutrire le nostre ferite andiamo a ferire quelle degli altri. E questo è qualcosa che ci portiamo anche dal nostro passato. Abbiamo delle ferite, abbiamo subito, tra virgolette, delle violenze e automaticamente andiamo a ferire quelle degli altri. Versetto 11, potranno dirti vieni con noi, certo, facciamo gruppo come si dice, no? Soltanto che non sono i gruppi della scuola col motorino, dove si parlava la domenica pomeriggio, è tutt'altra storia. Potranno dirti vieni con noi, mettiamoci in agguato, guardate, per uccidere. Tendiamo insidie senza motivo all'innocente. Facciamo un test allora adesso. Siamo felici quando gli altri hanno successo? Rispondiamo a noi stessi. Oppure siamo felici quando ottengono la punizione? Pensiamoci. Quando si prova invidia per il prossimo o abbiamo un risentimento profondo, allora stiamo già nel terreno della violenza, anche se non abbiamo fatto nulla. È lì che inizia la violenza, è lì che incomincia l'agguato per uccidere, e non serve sangue per uccidere. Non solo, non ti basta essere da solo, è scritto vieni con noi, e certo, quando si è nel gruppo si è più forti, più potenti, e l'azione violenta è più efficace, soprattutto quando abbiamo un soggetto debole. Comprendiamo il motivo per cui abbiamo bisogno anche di questo meraviglioso libro. Versetto 14, tu estrarrai a sorte la tua parte con noi. Questo è l'inganno. Condividi con noi il nostro bottino. Non ci sarà tra noi che una sola borsa. Pensate, l'invito che si riceve. Fai parte della nostra squadra, del nostro gruppo. Avrai una borsa alla quale potrai attingere anche tu. Questo ci fa pensare che noi vogliamo appartenere agli altri, ma non tutte le comunità sono sane. Ecco, questo è da dirci. Scegliamo bene le persone con le quali vogliamo dividere il bottino. Ci potrà essere una borsa unica, bisogna vedere cosa c'è dentro però, se c'è la saggezza di Dio o c'è la violenza. Cosa c'è in questa borsa? Dio ha fatto la pace con noi per mezzo del Figlio. Sono gli effetti di quella Pasqua celebrata da qualche giorno. Dio non trama contro di noi, tantomeno non prende la mira e alza il grilletto per sparare. Non ha bisogno del nostro sangue perché ha messo quello del Figlio. Ha già sacrificato qualcun altro per noi. È scritto venite a me, io vi darò riposo. Non è scritto di dare qualcosa a Lui,
ma solo di venire o andare da Dio, ed è Lui che ha qualcosa per noi. E infatti dà riposo, che significa godersi di una relazione che sia funzionale e che conferisce pace. Possiamo dirci che allora questa saggezza va portata nelle piazze della città, anche attraverso le nostre vite. E qui mi fermo questa sera. Mi fermo per incoraggiare a proseguire il cammino in presenza. E partiremo da questa domanda e poi concludiamo la diretta. Come ci prepareremo quando saremo nella tempesta? Questa è la domanda che ci porremo nella seconda sessione. Se siamo in un parco facendo una passeggiata e il cielo si fa scuro e iniziano i primi rumori dei tuoni, cosa facciamo? Quale equipaggiamento mettiamo in campo? Nella migliore soluzione cerchiamo un riparo. Ma questo argomento lo trattiamo nella seconda parte di questa serata. Quindi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata nel Signore.